Negli ultimi anni abbiamo riscontrato un calo drastico nell'affluenza rispetto alle votazioni, chiaramente, e questa cosa è un deficit nella democrazia, per cui la proposta che ho fatto oggi, che si compone di due parti, una relativa alle petizioni che hanno, devono trovare un riscontro da parte del Consiglio regionale, quindi ci deve essere l'obbligo da parte del Consiglio di rispondere alle richieste dei cittadini, e dall'altra è un rafforzamento del referendum abrogativo, quindi andando a ridurre il numero delle firme necessarie per poter indire un referendum abrogativo di altre leggi. Scusi, da 40.000? Da 40.000 a 30.000, quindi un taglio importante, e un'altra proposta connessa è quella di istituire un referendum propositivo proprio per dare necessariamente la parola al cittadino, e quindi una democrazia dal basso che ci deve sempre essere, che è stata completamente dimenticata da questa regione, perché basta vedere i numeri. Parliamo di un referendum abrogativo nel paese per cui servono 500.000 firme. In regione non si sa come mai, dato che è una regione così vicina al cittadino, almeno a parole, ne occorrono 40.000 attualmente, quindi una proporzione che rende più svantaggioso in Regione Veneto raccogliere firme e dare la parola veramente al cittadino.